Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una giornata caratterizzata da molti incidenti con morti e feriti. Andiamo subito a Bassano del Grappa e sentiamo il resoconto di questi scontri, in particolare in Viale Venezia c'è stata una raffica di schianti. Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano, Viale Venezia, una delle strade più trafficate della città. Teatro questa mattina all'incrocio alla mia destra con via Quarta Armata, a sinistra con via Bernucci, di un drammatico incidente con una donna in codice rosso finita in ospedale. Guidava un ciclomotore, si è scontrata con un'automobile, coinvolto anche un furgone. Tra poco vi racconteremo i dettagli di questo sinistro, che è stato il più grave dei tre verificatisi questa mattina, perché Viale Venezia, che collega il centro di Bassano con Asolo e Montebelluna, è stata ovviamente chiusa al traffico per più di 2 ore, tutto il traffico deviato sulle strette stradine laterali dei quartieri di San Vito e San Marco. Ebbene, proprio in queste stradine laterali si sono verificati altri 2 incidenti. Poco distante da qui, un centinaio di metri, in via Tommasoni, una bicicletta attraversando la strada è stata investita da un'automobile che, svoltando a sinistra, non ha concesso la precedenza. Anche in questo caso la donna alla guida della bicicletta è stata portata in ospedale, sembra in condizioni non gravi. In un'altra via laterale, poco distante, via Berton, che da via Tommasoni rientra in Viale Venezia, un motociclista è stato toccato da un'automobile, per lui solamente qualche escoriazione, per se stesso e per la motocicletta. Nella coda conseguente che si è creata c'è stato un altro lieve tamponamento con un colpo di frusta per un'altra conducente. Quindi mattinata davvero difficile per quest'area a est di Bassano. Tutto è partito, lo ripetiamo, dall'incidente accaduto intorno alle 7 di questa mattina, che ricostruiamo nel servizio. Si trova in codice rosso all'ospedale San Bassiano la conducente di un ciclomotore che intorno alle 7 si è scontrata con una vettura. L'incidente è avvenuto in Viale Venezia, alle porte di Bassano, all'incrocio con via Quarta Armata. È rimasto coinvolto indirettamente anche un furgone che è finito rovesciato sulla carreggiata. Il bilancio complessivo del sinistro è di 3 feriti. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. La donna alla guida del ciclomotore, ferita in modo grave, è stata prima stabilizzata dai sanitari, poi trasferita in ospedale. Feriti anche il conducente dell'automobile e l'autista del furgone, entrambi assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti a loro volta in ambulanza al San Bassiano. La strada è rimasta chiusa al traffico per più di 2 ore per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni verso le 9:30, rimuovendo i 3 mezzi coinvolti e ripristinando le condizioni di sicurezza. A Venezia un uomo è morto e una donna è rimasta ferita nello schianto di una imbarcazione contro una briccola in laguna dalle parti di Saccafisola. In diretta Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno da Venezia. Si stanno aggravando ora dopo ora le condizioni dell'unica superstite, come dicevi tu, direttore, per l'incidente accaduto a bordo di questo barchino questa notte intorno all'1 qui a Venezia, nei pressi di Saccafisola. Ancora non sappiamo l'identità dell'uomo che ha perso la vita in questo incidente. Gravissime le condizioni dell'unica sopravvissuta, la donna che era a bordo con lui. L'incidente si è verificato perché il barchino è andato a sbattere contro una di queste briccole presenti in laguna, quindi il panico con il barchino che si è rovesciato e ha continuato a girare attorno a se stesso. Subito sul posto le forze di polizia con i vigili del fuoco che sono intervenuti nell'immediatezza con 2 autopompe lagunari, una motobarca e anche si è visto l'intervento dei sommozzatori di Vicenza. I soccorritori quindi a quel punto, mentre il barchino girava su se stesso, sono riusciti a salire a bordo, riprendere il controllo della barca ed effettuare le prime operazioni di rianimazione cardiopolmonare per l'uomo, all'arrivo questo dei sanitari del 118. Però nonostante i tentativi, i
disperati di salvargli la vita, per lui non c'era nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatare la morte dell'uomo. La donna, come si diceva, è stata invece stabilizzata e trasferita in ospedale con l'idroambulanza, con le sue condizioni che stanno peggiorando ora dopo ora, e lei sta lottando per la vita. E da Venezia, con le immagini di Sandro Ponchio, è tutto. La linea torna allo studio. Allora vediamo, grazie molte ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio, se non ho capito male. Vediamo un altro incidente, ci collegheremo tra poco con Lucio Zanato da Cison di Valmarino, dove una corriera MOM ha investito, ha travolto un Centauro di 70 anni che era in sella ad una Harley Davidson, e l'uomo è morto sul colpo. Ci riferirà tra pochissimo Lucio Zanato, in diretta da Cison di Valmarino. E adesso la tragedia di un bambino che è stato investito da un pullman perché era in bicicletta, non ha rispettato lo stop ed è stato centrato da questo grosso mezzo ed è in coma, si trova in coma farmacologico. Stava andando a trovare la nonna con la sua bici quando, all'incrocio con via Piave, è stato travolto da un autobus di linea di MOM. È accaduto in tarda mattinata a Quero, nel comune di Sette Ville. Il ragazzino di 11 anni, di origini straniere, immediatamente soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Avrebbe riportato un importante trauma cranico. La notizia ha raggiunto il presidente di MOM, Giacomo Colladon. Siamo veramente in apprensione e preoccupati per la salute del bambino. La dinamica del grave sinistro al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe immesso su via Piave mentre stava transitando l'autobus con a bordo alcuni passeggeri. Sembra che sia sbucato da una laterale, quindi l'autista non ha potuto che fare quello che ha fatto. L'impatto violento, l'11enne ha rotto il cristallo anteriore e poi è finito a terra. L'autista sotto shock. È in stato di shock, visto quello che è successo. Sembra sia purtroppo ovviamente un fatto gravissimo. Il giovanissimo è stato stabilizzato sul posto e portato a Treviso, dove è ricoverato in rianimazione. Siamo vicini alla famiglia del bambino, ha concluso il presidente di MOM, Giacomo Colladon. Questi incidenti non dovrebbero mai succedere. Purtroppo è stata una tragica fatalità. Servizio di Daniela Sizia, vi dicevo un altro incidente, uno schianto tra un'altra corriera MOM e un Centauro che era a bordo era in sella a una Harley Davidson. Sentiamo tutti i particolari in diretta da Lucio Zanato a Cison di Valmarino. A te Lucio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Dovrebbe risiedere a Borgo Reca, Cison di Valmarino, il 72enne che purtroppo è deceduto mentre era in sella la propria Harley Davidson. Avremo anche il nome, ma siccome non sappiamo se la famiglia è stata avvisata, ci limitiamo a dare appunto la zona dove risiedeva e il motivo anche per il quale probabilmente si è schiantato contro a una corriera. Se vedete le immagini, l'impatto è avvenuto intorno alle 9:20 di questa mattina. Il 72enne stava rientrando sostanzialmente lungo la strada che da Vittorio Veneto porta verso Cison di Valmarino, quando sulla curva verso la salita che porta a Tovena e quindi verso il passo di San Boldo ha sterzato sulla sinistra per riprendere la strada proprio verso Cison e probabilmente appunto verso Borgo Reca e quindi verso casa. A quel punto non si deve essere reso conto che nel frattempo stava sopraggiungendo la corriera della MOM che vuoi anche per la discesa ha cercato evidentemente di frenare, ma se l'è trovato avanti e l'impatto è stato terribile. Come vedete siamo all'autorimessa qui a Tarzo che ci ha permesso di fare le immagini della moto e l'Harley Davidson racconta da sola quanto l'impatto sia stato tremendo e le immagini poi della corriera dimostrano anche perché l'autista sia rimasto veramente sotto shock e sia stato anche lui seguito dai sanitari, in quanto nell'impatto il vetro si è distrutto, si è disintegrato e lui praticamente si è visto la morte in faccia.
Nulla da fare invece per quanto riguarda il motociclista, che è stato trascinato per circa 20 metri con la moto prima che i due mezzi si fermassero. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari e per quanto riguarda il tentativo per cercare di vedere se si poteva salvare appunto la vittima. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, ma anche per soccorrere l'autista, evidentemente molto provato dall'impatto. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per la gestione del traffico. Non sappiamo al momento se all'interno della corriera c'erano anche dei passeggeri, questo lo scopriremo nelle prossime ore, e questa sera naturalmente ulteriori dettagli nel corso dei telegiornali. A te direttore. Grazie molte Lucio, grazie. Da Cison di Valmarino, questa mattina in regia Tony Esposito e Renato Capoia. Vediamo un altro scontro, è uno stillicidio, è incredibile, ogni giorno c'è qualche incidente di cui dare conto. Incidente tra Fonte e Pieve del Grappa, è rimasto ferito uno dei due conducenti. Forse una manovra azzardata o una distrazione all'origine dell'incidente stradale che si è verificato in via Don Luigi Ceccato, lungo la provinciale 20 al confine tra i comuni di Fonte e Pieve del Grappa. Per cause ancora al vaglio della polizia locale della Pedemontana del Grappa, due auto si sono tamponate, presumibilmente mentre una delle due stava svoltando verso via Piovega. Dallo scontro uno dei conducenti è rimasto ferito, soccorso dai sanitari del SUEM 118, è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto per accertamenti. Il traffico è stato rallentato per diverso tempo. Già in altre occasioni la provinciale 20 è stata teatro di sinistri, soprattutto a causa della velocità sostenuta dagli automobilisti lungo il rettilineo. Non è un caso che da tempo sia al vaglio delle amministrazioni comunali l'ipotesi di realizzazione di una rotatoria proprio in quel punto per mettere in sicurezza l'arteria. Era convinto di aver portato la bimba all'asilo il padre di questa bambina che è morta soffocata dal caldo in auto. Se l'era dimenticata come abbiamo visto, e purtroppo è un uomo, dice l'avvocato, distrutto, che era convinto di non aver fatto un errore di cui si pentirà per tutta la vita. Lui dice che non si ricorda nemmeno, lui era convinto addirittura di averla portata. È stato un blackout della memoria. Penso che sia un fenomeno psicologico che possono spiegare come hanno fatto soltanto gli psichiatri. Sirio Chinellato, il papà 45enne di Zermana accusato di omicidio colposo per la morte della figlioletta Agnese, non si dà pace e per la prima volta dopo giorni di straziante silenzio ha parlato con il suo legale, l'avvocato Giorgio Pietramala. Difficile riavvolgere il nastro dei ricordi e tornare a giovedì scorso, quando per quasi 5 ore ha lasciato la piccola di 1 anno e mezzo nell'auto arroventata dal sole di luglio nel parcheggio della Lodes a Marcon. Una dimenticanza fatale, a nulla sono serviti i soccorsi e le disperate manovre di rianimazione cardiopolmonare. Un blackout della mente, quindi, riporta l'avvocato. Sirio era convinto di aver lasciato Agnese all'asilo. Per il resto c'è solo la disperazione inconfortabile di 2 genitori. Ci ho parlato stamattina, è distrutto, è comprensibile, insomma, è assolutamente distrutto, un uomo distrutto. Ho parlato con lui, ho parlato con la moglie, è una famiglia devastata. Ho cercato di confortarli, questo è quello che si può fare al momento. Ma se da un lato c'è un dolore sordo e profondo, dall'altro c'è un'indagine che necessariamente deve proseguire. Sotto sequestro l'auto, bisogna chiarire se il seggiolino su cui viaggiava Agnese fosse dotato di dispositivo antiabbandono obbligatorio dal 2020 e se c'era, perché non ha funzionato. Nelle prossime ore inoltre è prevista l'autopsia sulla piccola, anche le cause del decesso vanno chiarite nel dettaglio. Noi ci affideremo al perito del pubblico ministero e vedremo cosa deciderà, ma noi per quanto riguarda la difesa è intenzione di chiudere la vicenda il più presto possibile. Un trauma spaventoso per il padre, per una intera famiglia, e non è la prima volta, è accaduto in tante altre occasioni negli anni scorsi e pare che non sia servito neanche in alcuni casi il seggiolino salva bebè, che spesso non viene neanche attivato.
Invece aveva passato una notte molto bella la 21enne Linda Zennaro, che aveva visto i fuochi del Redentore, era felice, era una ragazza piena di vita, poi è andata con il suo ragazzo e degli amici agli Alberoni, dove si è tuffata in mare, era buio, era notte ormai e non è più riemersa. Vediamo gli sviluppi dell'indagine che ovviamente è stata aperta su questa morte. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Linda Zennaro, che ha perso la vita dopo un tuffo notturno agli Alberoni. E proprio agli Alberoni sembra fosse in corso una festa, una sorta di rave party, con migliaia di persone da tutta Italia. L'autopsia dovrebbe chiarire la dinamica del tragico incidente costato la vita alla 21enne di Campalto la notte del Redentore e le sue condizioni psicofisiche al momento della tragedia. Per ora le ipotesi più accreditate sono quelle di un malore o di un colpo alla testa subito nel momento in cui la giovane è entrata in acqua. L'unico testimone è il fidanzato, già sentito dai carabinieri anche se sotto shock. Intanto a Campalto la famiglia è distrutta dal dolore. Esprimiamo la nostra vicinanza e un messaggio di cordoglio ai familiari di Linda Zennaro per quanto accaduto, per questa tragedia immane che ci ha scosso tutti. Personalmente non la conoscevo, conosco forse i genitori, però ecco, vorrei dire che come municipalità ci siamo, per qualsiasi cosa di cui avranno bisogno siamo qua. Linda stava frequentando un corso d'arte e la sua giovane età rende tutto più triste. Quando poi muore una persona giovane ancora più, fa male ancora di più e fa riflettere ancora di più sul valore della vita, sull'esistenza, su queste cose, quindi francamente non ci sono parole per poter descrivere una tragedia così grande. Allora, vediamo alcuni titoli del Gazzettino, se riusciamo a vederli. Inchiesta corruzione, aperta l'istruttoria sulle società partecipate a CTV, IVE, Casinò, Fondazione Musei Bonifica dei Pili, i 180 milioni che non tornerebbero. Qui vediamo la foto di Brugnaro con Renato Boraso. E poi un'intervista a Cacciari, io e Brugnaro, la mia verità sul caso Pili. Ancora cronaca nera, un'anziana legata e rapinata a Treviso, una svolta nelle indagini della polizia per il colpo che scosse la città nel dicembre del 2022. Ad organizzare il colpo era stata la badante che si era finta vittima del malvivente suo amico. Così aveva detto il giorno dopo la rapina Rosanna Vitale, 81 anni all'epoca dei fatti, moglie di Nicola Vitale, ex avvocato. Il colpo era avvenuto il 21 dicembre 2022. L'anziana era stata allegata e rapinata da un malvivente armato con una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Nicola e Rosanna sono i genitori di Sossio Vitale, anche lui legale, ed ex consigliere comunale. Nelle ultime ore la svolta nelle indagini della polizia. Ad organizzare il colpo la stessa badante della vittima, un'italiana di 40 anni. Quel giorno il malvivente aveva atteso che il marito dell'anziana, entrambi ultra ottantenni, uscisse per alcune commissioni. Poi aveva fatto irruzione. Prima aveva immobilizzato la collaboratrice domestica, sua complice, e poi la povera anziana, terrorizzata, sotto la minaccia dell'arma, si era fatto consegnare soldi, orologi di valore e gioielli. Quando il marito della vittima era rientrato suonando il citofono, il rapinatore si era dato alla fuga. Immediate le indagini della squadra mobile della polizia. Qualcosa nel racconto della badante non tornava. La donna aveva infatti fornito dichiarazioni artatamente precostituite, ma soprattutto mentiva sulla sua effettiva residenza e sulla reale composizione del nucleo familiare. Gli accertamenti hanno portato alla verità. Ad organizzare il colpo era stata proprio lei, la badante, assieme all'ex marito, un cittadino straniero che viveva clandestinamente nella sua abitazione e con il quale aveva riallacciato una relazione sentimentale. Nella perquisizione effettuata nella casa della donna, i poliziotti hanno trovato e sequestrato il giubbino indossato da rapinatore e delle fascette da elettricista dello stesso tipo utilizzate durante il colpo, tutto occultato in un vano ricavato all'interno della casa della quarantenne. I due sono stati denunciati per concorso in rapina pluriaggravati in abitazione. L'uomo, subito dopo il colpo, era fuggito all'estero. L'autorità giudiziaria, facendo proprio i risultati investigativi della squadra mobile di Treviso, ha emesso nei confronti degli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
E c'è chi i delinquenti se li trova proprio davanti, succede spesso, soprattutto nelle abitazioni. È successo anche a Scomigo, che negli ultimi giorni, una località del Coneglianese, è stata al centro di una raffica di furti. Sì, li ho visti affacciandomi alla finestra, li ho visti 2 metri sotto che stavano tentando di rompere la finestra della cucina per entrare. 2 di loro vestiti di nero e già col passamontagna su. Ho urlato solo: adesso, brutti bastardi, cosa state facendo? Adesso vi sparo. E basta. E là sono scappati, si sono dileguati verso sud, ma non so dove. Claudio torna all'esperienza vissuta poche settimane fa, a inizio luglio, in questo angolo di Scomigo, in via Cavalle e Bruscole, ai confini con Carpesica di Vittorio Veneto. Un manipolo di case, villette, nessuna di fatto risparmiata da un anno a questa parte. E abbiamo passate tutte le case qua ormai. L'anno scorso, in questo periodo, hanno rubato l'auto. L'anno prima, con noi qua presenti, sono entrati sì in questa casa, sia nella casa nostra, ma mi sono accorta il giorno dopo che mi mancava l'anello, qualcosa insomma. Pochi mesi prima, in inverno, poche case più in là, copione del tutto simile. 4 persone si sono intrufolate scavalcando la recinzione, hanno tagliato la rete, hanno messo appunto le telecamere e utilizzato anche le scale che avevamo all'esterno per appunto raggiungere le telecamere. Una coppia invece ha rischiato il faccia a faccia proprio con i ladri. Beccati, noi siamo arrivati e quindi sono scappati dalla finestra. Era buio, non li ho visti, però è successo questo. A momenti me li trovavo di fronte e questo è preoccupante. Insomma, le visite sono continue, in tanti sospettano che i basisti o gli autori possano trovarsi tra gli operai stagionali dei vigneti. Di certo sono persone che conoscono molto bene i movimenti dei residenti. L'ultimo colpo, denunciato ai carabinieri, risale a venerdì scorso in via San Pierin, sempre a Scomigo, vicino alla chiesetta. I ladri sono entrati in casa con i 2 coniugi anziani che stavano prendendo il fresco nella veranda. Noi eravamo fuori e sono entrati di là, hanno buttato tutto all'aria, hanno rubato, basta. Prima eravamo di là, dopo 10 minuti ci siamo spostati di qua e sono entrati su una finestra aperta e basta. E cosa abbiamo portato via? Hanno portato via un po' di soldi, basta. Insomma, un paese nel mirino, Scomigo, tra chi si rassegna e magari non denuncia e chi chiede più controlli. Lavori una vita per farti una casa dove pensi di essere al sicuro e invece non esiste. Adesso quando mi muovo da casa ho paura di ritornare a casa o trovarmi dentro casa o la casa devastata. Diamo qualche titolo dal giornale di Vicenza. Don Marco Pozza, detto Don Spritz, sfratta Bruno Vespa e racconta i comandamenti su Rai 1 per 7 settimane a partire da domani. Il lutto a Vicenza, si è spento il creativo Riccardo Facci, che era molto conosciuto. Da Asiago non risponde al telefono ai vicini, la trovano senza vita in casa. E ad Altavilla, turista vicentina, muore in vacanza travolta da un furgone, una donna di Altavilla. Restiamo nel Vicentino per una vicenda davvero sconcertante, il custode di un parco giochi che è stato aggredito nel quartiere San Paolo di Vicenza, è stato picchiato e rapinato. La polizia però ha prontamente identificato e arrestato il responsabile di questa rapina. Alba di paura. Nel quartiere San Paolo a Vicenza sono le prime luci del mattino quando il custode del parco di via Machiavelli si trova a fronteggiare un trentenne che lo picchia e lo rapina. La vicenda è tutta da ricostruire, ma a quanto pare lo sbandato avrebbe dormito nel parco e sarebbe stato sorpreso lì dal custode, un 66enne che per evitare il gran caldo avrebbe anticipato il suo giro di apertura dei giardini pubblici gestiti dall'associazione Mediterraneo. Nei giardini di via Machiavelli l'incontro, anzi lo scontro. Quel che è certo è che il sessantenne è stato picchiato e l'aggressore gli ha portato via il telefono e le chiavi dei vari parchi gioco. Un episodio che allarma ancora una volta i cittadini di Vicenza, già preoccupati per il degrado sempre più preoccupante. C'è una situazione che a Vicenza non funziona bene, in generale, cioè le persone veramente devono stare attente quando in giro da sole, perché se ne sentono un pochino troppe. È una situazione molto pesante,
bisognerebbe trovare un modo per risolvere e dare un po' di nuovo di libertà a noi cittadini, perché anche di sera quando si va fuori è sempre stai sempre a girarti e a guardarti perché non sai più cosa pensare. Consumata l'aggressione, in via Machiavelli si precipitano la polizia con i medici e gli infermieri del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, portato al pronto soccorso e ricoverato per i traumi subiti. Gli agenti della polizia intanto hanno intercettato l'aggressore vicino alla stazione ferroviaria, ancora in possesso della refurtiva, e lo hanno portato in questura. Si tratta di un 31enne vicentino, già noto alle forze dell'ordine per aver compiuto furti di biciclette. Nel quartiere San Paolo la gente dice di ricordarsi di lui. Sì, era sempre qua in zona. Probabilmente lui è venuto qua a dormire perché mi aveva detto che lui dormiva in un cascinale diroccato a Monticello Conte 8. Però cercava qua in giro, insomma. Ecco, però mi dicevano che portava via biciclette o cose varie. È stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per lesioni personali aggravate, ma anche per interruzione di pubblico servizio, visto che i parchi pubblici seguiti dal custode malmenato nella mattinata sono rimasti chiusi. L'aggressore 31enne è stato poi portato in carcere al San Pio X. L'assessore Matteo Tosetto intanto esprime piena solidarietà al custode aggredito. Insieme al presidente dell'Associazione Mediterraneo siamo stati oggi a trovare il custode che ieri era stato aggredito. In questo momento l'aggressore si trova in carcere, siamo certi che la giustizia farà la sua parte. Quello che però per noi era molto importante era portare la nostra solidarietà al custode, anche perché è sempre stata una persona molto disponibile, e quindi un saluto da parte nostra ma anche di tutta la comunità era fortemente doveroso. E sempre Carlo Alberto Inghilleri ci racconta di una furiosa rissa a Schio, una rissa tra giovani, 2 i feriti, uno di questi è grave, stanno indagando i carabinieri. Notte di violenza furiosa. La rissa squarcia il silenzio delle 2:30 del mattino in centro storico, a Schio. Nel vicolo tra Piazza Garibaldi e Via Castello, alcuni giovani iniziano una discussione animata, poi le parole diventano botte. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo sarebbe stato colpito con un pugno in faccia e, cadendo, sarebbe rimasto gravemente ferito. La battaglia urbana tra i ragazzi sveglia il quartiere, qualcuno chiama le forze dell'ordine. Sul posto si precipitano i carabinieri e i medici con gli infermieri del SUEM 118 che soccorrono il giovane colpito con un pugno. Cadendo avrebbe sbattuto la testa. Un altro giovane invece avrebbe riportato lievi ferite. Il ragazzo più grave sarebbe stato portato per accertamenti al San Bortolo, dove è ricoverato. L'altro invece all'ospedale di Sant'Orso. Gli investigatori dei carabinieri hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze e stanno indagando per ricostruire cosa effettivamente sia successo e chi siano i responsabili. A quanto pare protagonisti sarebbero ragazzi tra i 18 e i 20 anni e alcuni sarebbero già stati identificati. Il sindaco Cristina Marigo attende che le indagini facciano il loro corso per analizzare meglio l'episodio che comunque ha allarmato i residenti del centro storico di Schio. Queste sono situazioni veramente sgradevoli e che creano sicuramente allarme nella città. Mi viene però da pensare che è una situazione estemporanea che si è creata dopo la chiusura dei bar verso le 3 di notte, anche perché in questo periodo abbiamo cercato di implementare la presenza dei vigili del consorzio di polizia locale, che in questo senso ci è venuta incontro e presidia proprio quella piazzetta tutti i venerdì e tutti i sabati sera fino alle 2 di notte. Sono situazioni che dobbiamo monitorare e aspettiamo che le indagini facciano il loro corso per capire chi sono stati, con che modalità si sono avvicinati alla nostra città e hanno creato questo scompiglio. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, una notizia importante: elicotteri in volo dall'alba e una trentina di arresti, maxi operazione di polizia in città antica e Porta Nuova, pare che sia contro spacciatori di droga
e altri malfattori. Un complimento di troppo, scatta la rissa e la coltellata, questo è avvenuto vicino alla stazione, supera i vigili con l'auto non assicurata e scappa, sfilza di multe record, è successo a Legnago, e poi un'ora sola per visitare Verona e col tour de force dei turisti di passaggio che però aprono il portafogli. C'è un problema annoso, e torniamo a Venezia, quello dei venditori abusivi sulla spiaggia. Per la precisione siamo a Chioggia. Ecco cosa è successo nel fine settimana a Sottomarina. Sicurezza dei bagnanti, ordine pubblico e politica si mescolano nella questione dei commercianti abusivi che regolarmente occupano la battigia di Sottomarina, una questione spinosa che va avanti da anni. Questo problema ormai si trascina, credo, da 35 anni, un problema irrisolto, e purtroppo con i soli mezzi della polizia locale è impossibile contrastare questo fenomeno. E così nello scorso fine settimana, accertata una situazione insostenibile e dopo le segnalazioni di operatori turistici e politici locali, è arrivato il blitz delle forze dell'ordine. Domenica sul litorale di Sottomarina la situazione era insostenibile. Per questo ho chiesto anche aiuto al prefetto di Venezia e sono intervenute tutte le forze di polizia e per fortuna sono riuscite a sgomberare la battigia. La proposta del primo cittadino è dunque quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine, perché la presenza costante delle divise è l'unico deterrente per evitare che i venditori abusivi, appena concluso l'ennesimo blitz, tornino a occupare la spiaggia. Secondo me c'è bisogno di un posto fisso che sia da deterrente a questi venditori abusivi che, vedendo ovviamente le divise pronte ad intervenire, sicuramente decidono di non andare in spiaggia. Una situazione che può creare problemi anche alla sicurezza dei bagnanti. Spesso gli abusivi ostruiscono il passaggio dei bagnini, ma anche di ordine pubblico, perché a volte reagiscono ai controlli con violenza. Armelao rilancia così la necessità di introdurre il permesso di soggiorno a punti. Nostro amico, il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Vediamo adesso a Villorba. Dalle prossime settimane la polizia locale pattuglierà il territorio anche in bicicletta, una soluzione per essere più vicini alle persone e per meglio controllare il territorio. Essere più vicini ai cittadini e nel contempo controllare il territorio con ancora maggiore efficacia. A Villorba la prossima settimana arriverà la polizia in bicicletta, elettrica naturalmente, per pattugliare i 40 km di ciclabili del comune e i 18 parchi non raggiungibili in auto o in moto. Abbiamo pensato in via sperimentale di portare i nostri vigili nelle piste ciclabili interne, nei parchi giochi, per sorvegliare un po' qualche atto vandalico che in passato è successo, ma per contrastare per quanto possibile gli ecovandali. Era un'idea che avevamo in mente di fare appunto per avvicinarci al cittadino e anche per raccogliere delle segnalazioni che puntualmente con le pattuglie in macchina magari non si possono raccogliere. Per il momento si comincia con 2 bici e 2 agenti, una donna e un uomo, ma per il futuro si arriverà al raddoppio del personale e della flotta. Vogliamo andare vicino alla mobilità lenta, quella mobilità che ha bisogno di un contatto più vicino con noi, con le istituzioni. Già l'anno scorso avevamo fatto un tentativo con gli sportelli nelle piazze e anche questo si porta verso quella direzione dove hai modo, tu vigile che giri in bicicletta, di fare un colloquio con le persone che incontri e anche contrastare quei piccoli fenomeni che possono essere dall'abbandono piuttosto anche dalla raccolta delle deiezioni degli animali, che non vengono visti perché non si è mai in mezzo al parco piuttosto che nel corso lungo le ciclopedonali. I vigili saranno muniti di abbigliamento ed attrezzatura ad hoc. Il servizio sarà sperimentale per l'estate e le bici sono state donate da un'azienda locale. Adesso facciamo una sperimentazione con una pattuglia sola, ma se funziona poi sarà nostra cura comprare le divise anche per il resto del comando, perché non possiamo impegnare soldi della comunità se non c'è un risultato concreto, quindi prima si prova e se funziona partiamo con tutto il comando. Servizio di Elena dal Forno, invece a Pieve di Soligo arrivavano delle urla da film horror dal cimitero, per cui si pensava a un'aggressione a qualcuno che avesse subito violenza, e invece è stato trovato incastrato nel cancello del cimitero un giovane di 20 anni.
Diciamo che ho sentito proprio urlare, prima che arrivassero i mezzi, diciamo, dei carabinieri sentivo proprio urlare, gente che urlava proprio, urlo da litigio sembrava quasi, voce un po' di sofferenza, non lo so, non saprei dire che tipo di voce. Delle urla hanno squarciato il cuore della notte a Pieve di Soligo, urla di un ragazzo ma non solo. È mezzanotte, siamo nella zona del cimitero, in via Refrontolo c'è chi lancia l'allarme, alcuni si affacciano ai balconi. C'erano più ragazzi? Più ragazzi, sì. Ragazzi e ragazze? E ragazze, soprattutto donne, sì. Sentivo le donne che urlavano anche loro, però c'era più ragazzo che urlava, un ragazzo in particolare, inquietante, sì. Diciamo una cosa strana a quest'ora, insomma, quindi ci siamo un po' anche allarmati, insomma, perché si sentono dei fatti strani ultimamente, quindi a maggior ragione. La mobilitazione generale al momento dell'arrivo di carabinieri su M118 e vigili del fuoco, c'è un ragazzo di 20 anni residente del posto incastrato tra le inferriate del cancello del cimitero. La scena è surreale, così come la motivazione. Volevo andare a trovare mia nonna, dice ai militari dell'Arma, che verificano come effettivamente la donna sia deceduta qualche mese fa. Segue anche un'ispezione con le torce per capire se il cimitero sia in ordine. Non si vuole lasciare nulla di intentato, bisogna fugare anche sospetti di eventuali vandalismi, profanazioni, messe nere. L'esito è negativo e conforta gli operatori. Quanto alla ragazzo, solo spavento e nessuna ferita evidente, ma vista la dinamica resta un'aurea di inquietudine. Andiamo a Trieste perché è stata arrestata una maestra responsabile di una struttura, un asilo nido dislocato in provincia di Gorizia, che maltrattava i bambini e gonfiava il numero dei pasti distribuiti a pranzo. È stata arrestata dopo mesi di indagini dei carabinieri del NAS di Udine. Maltrattava i bimbi che accudiva e frodava gli enti pubblici gonfiando il numero dei pasti somministrati a pranzo. Una maestra di un asilo nido della provincia di Gorizia è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni di età compresa tra 1 e 3 anni. Il provvedimento è stato deciso dal GIP del Tribunale di Gorizia sulla scorta di indagini effettuate dal NAS dei Carabinieri di Udine. Le investigazioni sono state avviate lo scorso mese di marzo sulla scorta di alcune segnalazioni di maltrattamenti, ma anche dell'incongruo resoconto delle forniture di cibo all'interno della struttura. I militari dell'Arma, anche grazie all'utilizzo di speciali telecamere nascoste, hanno accertato e documentato numerosi episodi di maltrattamenti ai danni dei bambini. Inoltre è stato appurato il motivo della frode commessa in danno degli enti pubblici. La maestra aumentava sul report giornaliero la quantità di pranzi serviti agli alunni nella sala mensa. L'insegnante è la legale responsabile della cooperativa che gestisce l'asilo nido. La donna è stata reclusa agli arresti domiciliari. Le condotte contestate, connotate da particolare gravità se messe in correlazione alla tenera età dei bambini, verranno ora vagliate dai giudici come previsto dalla legge. Servizio di Marco Stabile e Gianluca Paladini invece ci parla di un detenuto del carcere di Gorizia che ha appiccato il fuoco nella notte dando alle fiamme il proprio materasso. 10 persone sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo. La notizia dell'incendio in carcere ha fatto molto rumore e lei cosa... Ha fatto rumore, non è la prima volta, invece chi è il soggetto che ha compiuto l'atto è un po' recidivo, nel senso che ne ha fatte anche di altre cose. Questo è quello che sanno i compagni di cella lì. Queste le parole del genitore di un detenuto che ha vissuto in prima persona il dramma di questa notte. Fuoco e fiamme all'interno del carcere di Gorizia. È stato appiccato un incendio a dei materassi e altre suppellettili. Tutto è partito dall'azione di un detenuto nordafricano che
si è anche barricato nella sua cella fino all'arrivo delle forze della polizia penitenziaria. Abbiamo avuto problemi di tanto fumo perché è stato dato fuoco a del materiale in plastica, per cui problema di diossina eccetera. Il ragazzo che ha fatto l'atto so che è in ospedale a Gorizia e non sta bene perché non voleva uscire dalla cella, probabilmente era un atto secondo me autolesionistico. Poi non è la prima perché ha fatto non atti così eclatanti ma altre cose tipo orinare dove non va fatto, rompere le scatole agli altri eccetera. Sentivo di rimbalzo un altro detenuto che diceva, la faccio in friulano, se mi vendonge lo metto a puest. Traduco, se mi viene vicino lo metto a posto. Secondo quanto comunicato dal SAP, 10 persone sono rimaste intossicate per i fumi inalati a causa dell'incendio. 4 sono detenuti, tra cui quello che ha appiccato il rogo, portati all'ospedale di Gorizia per le cure del caso. Gli altri 6 invece sono agenti della polizia penitenziaria. È tutto successo molto rapidamente, erano circa le 3 di notte quando è stato appiccato l'incendio che ha generato un comprensibile caos per tutta la struttura con schiamazzi e urla, la gente non capiva cosa stesse succedendo. Il gesto eroico quasi, se vogliamo, degli agenti della polizia penitenziaria che hanno salvato i detenuti che si trovavano in pericolo in quel momento pur con poche risorse a disposizione. Qualcosa che non andava l'ho notato stamattina perché ci hanno fatto aspettare più di sempre ed erano molti agenti in borghese e non li avevo mai visti. Questa sarà la mia 10ª volta purtroppo che ci vengo e non avevo mai detto, senz'altro c'è successo qualcosa. La nostra emittente ha contattato telefonicamente Raffaele Ricciardi, prefetto di Gorizia, e Caterina Leva, direttrice del carcere alle nostre spalle. Hanno confermato l'accaduto ma hanno anche tenuto a precisare che non si tratta di una rivolta, bensì appunto dell'azione di un singolo. Adesso andiamo a Padova in diretta da Chiara Gaiani e da Cristian Roque Allende perché la Procura di Padova ha archiviato il caso del 75enne che aveva sparato a dei ragazzi e che poi si era suicidato. A te Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo quanto hai appena detto, ovvero il PM che venerdì preso atto di quanto verificato dai carabinieri, ossia che era stato proprio il 75enne a imbracciare il suo fucile da caccia, ad indirizzarlo nei confronti di un terrazzino dove alcuni studenti stavano leggendo il papiro di laurea, esplodendo un colpo che ne aveva feriti 3, uno di questi anche all'orecchio con ferite giudicate guaribili tra i 6 e i 10 giorni. Il PM, visto quanto accaduto, ha chiesto l'archiviazione, quindi l'indagine è stata chiusa, verrà archiviata. Ricordiamo quali erano le imputazioni a carico del 75enne, un uomo che viene descritto da chi lo conosceva come una persona davvero mite. I capi di imputazione erano la denuncia per i reati di detenzione abusiva di armi, esplosioni pericolose, lesioni ed omessa custodia, una vicenda che però in città continua a far discutere. Probabilmente su questo fronte verranno presi dei provvedimenti anche dal Comune. L'assessore Bonavina, che ha ribadito più volte che per questa festa che era in corso in via Savonarola tra giovedì e venerdì non erano arrivate delle segnalazioni alla polizia, ma probabilmente metterà mano al regolamento della polizia municipale, permettendo agli agenti della polizia locale di elevare più multe in caso dovessero ritornare sui luoghi di queste feste rumorose e venissero contattati dai vicini di casa. Una difficile convivenza quella tra universitari e residenti a Padova. Ricordiamo che nella città del Santo la popolazione universitaria supera le 60.000 unità, quindi davvero una città nella città. Con Valentina Visentin questa mattina siamo tornati in via Savonarola, abbiamo raccolto alcune voci dei residenti. Allora ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende, vi lascio al servizio che abbiamo confezionato questa mattina in redazione, in cui vi raccontiamo come si vive in via Savonarola. Maggiori notizie poi nei TG di questa sera. Questa è una zona dove ci sono tanti studenti, quindi è normale che ci siano delle feste per le lauree, o comunque sono giovani, quindi fanno festa fino a tardi, diciamo. E
cioè, è normale, solo che l'unica cosa magari dare un limite. Preferisce non farsi inquadrare questa residente di via Savonarola. La notte dei tragici fatti non era in casa, ma le feste di universitari qui ci sono di continuo e in alcuni casi si eccede. A volte è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, continua, ma i fatti si ripetono. Via Savonarola, una strada dal sapore medievale, comodissima alle facoltà e alla stazione, il luogo ideale dove vivere per chi studia a Padova. A seconda di dove si abita, il problema è sentito però in modo diverso. Per quanto mi riguarda non sentiamo troppo disturbo, sì, ovviamente senti un po' di vociare a volte la sera, ma non è niente di insopportabile, insomma. Poi tra l'altro c'è un collegio, una scuola qui vicino, però niente di fastidioso all'eccesso. Il Comune di Padova sta pensando a una doppia multa in caso di festeggiamenti rumorosi, grazie a un cambio di regolamento di polizia urbana che permette agli agenti di elevare una sanzione ulteriore se dopo il primo intervento si è chiamati dai vicini una seconda volta, come spesso accade. Gli studenti per questa zona di Padova rappresentano però anche una ricchezza. Questa è una zona che senza studenti però sarebbe morta. Sì, sicuramente, gli studenti sono importantissimi, sì, per tutto un discorso di commercio, economia, insomma, è molto importante. E alla fine su tutto dovrebbe come sempre prevalere il buonsenso. Sono ragazzi, signora, bisogna lasciarli divertire un po'. Io ho avuto 3 figli. Le dico, adesso sono nonna di 7 nipoti e bisnonna per secondo anno per un nipote, per cui i ragazzi, per carità, se sono maleducati no, questo no, però per il resto bisogna lasciarli stare. E invece il sindaco di Bassano del Grappa, neosindaco Nicola Finco, se la deve vedere con i campi nomadi, è in corso proprio un risico di questi accampamenti e sul sentiero di guerra c'è anche il quartiere di San Lazzaro. Torniamo subito da Mirko Cavallin e da Renzo Rigon. A te Mirko. Buongiorno direttore, dalla zona degli incidenti di stamattina ci siamo spostati dalla parte opposta di Bassano del Grappa, quartiere San Lazzaro, nella zona sud-ovest. Con me c'è Stefano Facchin che qui interviene in qualità di residente, ma come sanno tutti è stato presidente del Consiglio Comunale e anche componente e presidente del quartiere San Lazzaro. Proviamo a ricostruire, Facchin, questo risico, l'abbiamo chiamato così, insomma, di spostamenti di persone che tra l'altro in gran parte sono cittadini residenti a Bassano. Buongiorno a tutti intanto. Sì, questo non è altro che un risico perché per come la vedo via si vuole far vedere che si sta facendo qualcosa, si spostano gli zingari o chi per essi dal parcheggio Gerosa a quartiere Pre, poi questi dovrebbero essere spostati nuovamente all'ex caserma Fincato e portare le persone che ci sono alla caserma Fincato qui in quartiere San Lazzaro, nell'area che era stata già predisposta dalla passata amministrazione. Cosa posso dire io? Che cambiano le amministrazioni ma i modus operandi rimangono. Non si parla con la popolazione, non si parla con le persone, con i residenti, non si cerca un dialogo, non si cerca di trovare una soluzione tra tutti e condivisa soprattutto con tutti. Questa è un'area che esiste come area destinata a camper, a sosta dal 2002, ma di fatto mai utilizzata in questo senso, o no? No, errore, nel senso l'area esiste dal 2002, da quando è stata creata l'area artigianale. Il fatto che venga destinata ad area sosta camper per chi ha attività di pubblico spettacolo viaggiante è stato deciso circa 7 mesi fa dalla precedente amministrazione, dall'amministrazione Pavan. Qui infatti ci sono dei lavori, in fondo è già stata predisposta la piazzola per lo scarico dei reflui, l'allacciamento alla rete elettrica, c'è qui alle nostre spalle la cabina dell'Enel. Questo per San Lazzaro che già ha avuto, l'abbiamo raccontato per mesi e mesi su Rete Veneto, tutte le vicende legate all'affaire Baxi Pengo. Cosa vorrebbe dire per voi di San Lazzaro questa presenza? Che ancora una volta viene penalizzato un quartiere del sud bassanese, si cerca di fare un qualcosa di importante per la città di Bassano del Grappa, però come sempre penalizzando qualcun altro. Come ho sempre sostenuto, come ho sempre ripetuto, San Lazzaro ma anche il quartiere Pre ha già dato molto a Bassano del Grappa. Per quanto riguarda infrastrutture industriali, per quanto riguarda la pedemontana, il depuratore che abbiamo qua dentro,
qua dietro la discarica e quant'altro, ha già dato molto. Bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative e diverse, proprio perché non si possono penalizzare sempre i soliti quartieri. Senza contare, e aggiungo anche questa, che stranamente tutte le antenne del 5G sono state montate a sud di Bassano e guarda caso nell'area San Lazzaro, Merlo, in altri luoghi di Bassano, al di là del Brenta, senza far nome di quartieri, o a nord o in altri quartieri, non ve ne sono state messe, a parte una a San Vito. Qui nelle nostre zone ne sono state posate 4 in un colpo. Questione di bacino elettorale, devo intuire? Ma purtroppo in Italia, quando si devono prendere delle decisioni, si fanno sempre questo tipo di conti, il che non dovrebbe essere. Si dovrebbe veramente, quando si è al governo di una città, quando si sta amministrando una città, essere scevri da qualsiasi ideologia politica e anche idea di voti per cercare di fare il meglio, e lì forse riesci a trovare le soluzioni più idonee per la città. Allora, è una vicenda complessa perché questo risico sembra ben lungi dall'essere risolto. Ci torneremo sopra ovviamente in tutte le nostre edizioni dell'informazione di Rete Veneta. Per il momento da Bassano è tutto. Con Renzo Rigon, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Mirko, grazie molte a Mirko Cavallini e a Renzo Rigon per la parte tecnica. Lo stesso problema dei nomadi riguarda anche Torri di Quartesolo, a pochi chilometri di Vicenza. Il nuovo sindaco Gianluca Ghirigatto ha deciso di dare un giro di vite. Giro di vite nei confronti dei campi nomadi qui a Torri di Quartesolo, con il potenziamento dei controlli. Siamo in compagnia del sindaco Gianluca Ghirigatto che ci parla di queste novità. Abbiamo capito in campagna elettorale che c'era un'esigenza molto sentita da parte dei cittadini in merito ai controlli dei 2 campi che abbiamo sul nostro territorio, per cui abbiamo deciso di intensificarli fin da subito a partire dal primo giorno della nostra elezione. Quali tipi di problematiche si ravvisano? Diciamo che ci sono 2 campi, uno che affaccia su via Savona, che è un'area fortemente a carattere a vocazione produttiva, e quindi c'era un problema di compatibilità tra la presenza di questo campo e le attività produttive, in particolar modo l'abitudine di queste famiglie rom di parcheggiare i loro mezzi nei parcheggi destinati alle attività produttive, per cui abbiamo, attraverso un controllo intensificato, indotto queste famiglie a parcheggiare i loro mezzi all'interno del campo, lasciando liberi i parcheggi pubblici. Problematiche che sono duplici, che cosa riguardano? Il campo sud ha la problematica dell'attraversamento, che riguarda soprattutto i minori che attraversano la tangenziale in un punto molto pericoloso e spesso non accompagnati dagli adulti, per cui lì bisognerà installare una barriera anti-attraversamento. Cercheremo di farlo nel quadro di un accordo che stiamo cercando con le attività produttive limitrofe. Ecco, l'avete sentito, un giro di vite che riguarda la sicurezza. Intanto io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini della nostra redazione di Vicenza. Parliamo dei funerali di Bogdan Stefan Cristoiu, una folla di familiari e tantissimi amici che si sono riuniti nella chiesa ortodossa scusate, di Loreggia. Insomma, il defunto è l'uomo, l'eroe che ha tentato di salvare un ragazzo dello Sri Lanka che si era gettato nelle acque del Brenta e che purtroppo è morto, e anche Stefan Bogdan Cristoiu ha pagato con la vita questo gesto di grande altruismo. Coperta di rose bianche, una semplice bara bianca. Sono già in tanti, a pochi minuti dalle 10, ad aspettare in lacrime, molte donne con il capo coperto dal velo, l'arrivo di Bogdan Stefan Cristoiu, il 29enne annegato domenica 14 luglio nelle acque del Brenta, davanti alla chiesa romena ortodossa in zona artigianale a Loreggia. Il rito, scandito da canzoni e testi tratti dal Vangelo, è celebrato dal Pope di Loreggia, padre Nicolae Postulache, e da quello di Bassano, padre Cristian Manastureanu, con altri 4 sacerdoti. Non c'è dono più grande che dare la vita per i propri amici, ripetono. Tanti trattengono le lacrime. Una vita dura, ricordano i presenti, quella di Bogdan Stefan, figlio unico, i genitori morti giovani, aveva tutte le ragioni per abbattersi, ma lui no.
Uomo buono, ha saputo trasformare il dolore in risorsa e riversare tutte le sue energie alla continua ricerca del bene degli altri. Così lo ricorda padre Christian, che ha celebrato anche il funerale di Ione e Dorina, papà e mamma di Stefan. Eterna memoria a Bogdan Stefan Vestica Pomenire. Se c'è qualcosa di positivo, come aveva accennato anche padre Nicola, è che oggi insieme tutti e tre, padre, madre e figlio, si vedono nei cieli, si abbracciano e resteranno sempre così. Piccola la chiesa romena per contenere i presenti, tanti sono nella sala vicina, tanti sono fuori, il caldo è intenso, vengono distribuite bottiglie d'acqua. Al rito presente il consigliere regionale Luciano Sandonà, Manuela Marangon, sindaco di Loreggia, Sara Gaiani, sindaco di Villanova e poi Martina Rocchio, sindaco di Curtarolo. Al microfono si susseguono gli amici, quelli della Round Table di Padova. Ho avuto l'immensa fortuna di aver conosciuto non quelli con la maschera del modello, un vero eroe. Con il tuo coraggio mi hai insegnato che dobbiamo impegnarci ad essere eroi ogni giorno della nostra vita. E tu lo sei sempre stato, lo sei ancora e lo sarai sempre per me. Ciao caro Stefano, tanti auguri di buon compleanno per voi. Parla anche Claudio Rizza, presidente della Federazione Italiana Braccio di Ferro, che a Bogdan Stefan promette. Io l'ho sentito anche il venerdì prima di morire, che aveva già dei progetti, aveva già delle visioni, aveva già dei progetti che io porterò a termine. Purtroppo senza di lui, anche se lui ci vedrà e ci darà un supporto, ci darà un aiuto. Viene letto un indirizzo di saluto del presidente del Veneto Zaia, conclude un amico. Un'ultima benedizione, poi i presenti sfilano davanti alla semplice bara di questo giovane uomo, così amato, che riposerà nel cimitero di Pieve di Curtarolo. Vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi. Belluno, risse alle sagre, ingaggiata la security. Praioran, presidente Umpli Belluno, contro i bulli, vogliono far vedere che sono i più forti, chiamati in causa provincia, ULS, ANCI e comuni per avviare iniziative sociali. E poi Lazio mai più ritira da Auronzo, c'è una polemica in corso con gli albergatori. A Feltre lavoratori a caccia di alloggi, trovare casa è una priorità. La frana a Cirvoi, una famiglia isolata, ci sentiamo abbandonati. E Cortina che si veste a festa con i 5 cerchi, le Olimpiadi sono una grande opportunità. Degli hotel che vogliono subito una rete più moderna e affidabile per non rischiare di perdere clienti nel momento più importante della stagione. Sentiamo Federico Fusetti. Albergatori veneti in rivolta per i ripetuti blackout elettrici negli hotel. Federalberghi, l'associazione di categoria, chiede soluzioni immediate. Nel pieno della stagione turistica, infatti, i problemi causati negli hotel di diverse località del litorale da frequenti blackout elettrici generano disservizi e disagi alle strutture. Gli alberghi veneti pagano 200 milioni di euro all'anno per le bollette e temono così di perdere clienti. Soprattutto le località balneari della costa, Jesolo, Bibione, Carle, ma anche Abano Terme. Gli alberghi ci sono sempre stati, così tante case, appartamenti e residenze evidentemente è un fenomeno un po' più moderno, quindi va bene l'evoluzione, va bene l'adattamento ai tempi, vanno bene le programmazioni urbanistiche moderne, però altrettanto servono servizi come quello elettrico che siano all'altezza. Oggi purtroppo non lo sono. In alcuni casi sono stati pesanti i disagi, mettendo in difficoltà l'intero settore del turismo veneto. Succede purtroppo che in certi casi si siano fermati gli ascensori con gli ospiti dentro, si siano bloccate le pompe delle piscine, si siano bloccati gli inverter, si siano spente le luci, quindi grossissimi disagi sia per i clienti che per i lavoratori. La richiesta di una collaborazione immediata tra pubblico e privato, soprattutto da chi gestisce la rete elettrica. Ringraziamo già dei sindaci che si sono mossi, De Zotti a Jesolo, Barbierato ad Abano,
già in qualche modo hanno rilasciato delle dichiarazioni e si sono resi disponibili a fare un percorso con noi. Abbiamo però bisogno della terza gamba, quindi pubbliche amministrazioni, privato. Noi peraltro stiamo anche investendo nella transizione sulle energie rinnovabili, però abbiamo anche bisogno di chi la rete la gestisce, la manutenzione, quindi di Terna, di Enel Distribuzione e di Enel. Serve insomma un servizio elettrico nazionale moderno e che funzioni. Un certo allarme ieri a Trieste, telefonate anche ai carabinieri per un elicottero privato che volava sulle case della costiera triestina. Diamo il titolo del piccolo e vedremo anche le immagini. Poi è saltato fuori che l'elicottero era proprietà dell'imprenditore friulano Sergio Bortoluzza, che è proprietario di una fabbrica di elicotteri, appunto la Conner SRL di Amaro. Queste sono immagini in cui si vede il velivolo che atterra sul tetto della villa dell'imprenditore e dopo aver sorvolato insomma, tutta la zona della costa triestina. Eccolo qua, ecco l'elicottero privato e tante telefonate anche di protesta perché cioè, cosa ci stanno spiando, c'è un mezzo che non è stato identificato e temiamo, alcuni hanno detto che si guardino le ville per poi mettere a segno dei furti. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo di nuovo, vedremo gli sviluppi dell'inchiesta che ha provocato un terremoto nell'amministrazione comunale di Venezia, inchiesta ribattezzata Operazione Palude. Pubblicità. Brugnaro sarà costretto a dimettersi, era il titolo di ieri sera della puntata di Focus dedicata all'inchiesta che ha provocato un terremoto nell'amministrazione comunale con l'arresto di Renato Boraso, assessore ai trasporti e alla mobilità, e poi misure cautelative per dirigenti, funzionari e imprenditori, uno scandalo un'inchiesta che si sta allargando. Ieri sera abbiamo chiesto a Leonardo Padrin se era d'accordo con Massimo Cacciari, che ha detto anche a noi, anzi l'ha detto primi fra tutti a noi di Media Nord-Est, un imprenditore non dovrebbe mai mettersi in politica. Sentiamo Leonardo Padrin. Dove sono gli interessi di questo imprenditore? Però il fatto che ci sia una caccia alle streghe quando una persona è molto esposta fa parte dei rischi professionali di uno che fa politica. Uno che fa politica sa che se da un lato si raggiunge gli obiettivi, le candidature che si era proposto, è una persona di rilievo nella propria comunità, poi se capitano fatti come questo è evidente che c'è la legge del contrappasso. Anche se qua bisogna distinguere il fatto che ci siano anche 1000 persone che urlano dimissioni, non è che rappresentano gli altri 49.000 che abitano a Venezia. Cioè, voglio dire, non sempre chi grida più forte è il soggetto che ha la rappresentanza di coloro che sono silenti. Altro elemento, stiamo parlando, a parte il caso dell'assessore, che è una misura restrittiva come quella che è stata adottata presuppone delle accuse pesanti. Parliamo di indagati che sono innocenti fino a prova contraria. Questo vale per Totti, vale per la Salis, vale per tutti. Cioè, lo Stato di diritto non significa una lapidazione in piazza o sui giornali. Lo Stato di diritto garantisce a tutti, politici e non, il fatto che ci sia un processo, che ci sia una sentenza, che ci sia l'accusa e la difesa. Ricordiamo che ai tempi di Tangentopoli, che sembrano di secoli fa, ci furono persone lapidate sui giornali che poi risultarono totalmente estranee ai fatti dei quali erano accusate. Quindi, ripeto, quelli che urlano non sono la maggioranza
e il fatto che ci sia una via crucis mediatica fa parte dei rischi quando uno accetta di candidarsi, e ripeto, fino a prova contraria tutti sono innocenti. Così Leonardo Padrini ieri sera a Focus, Leonardo Padrini imprenditore, ex consigliere regionale. Intanto l'inchiesta dei magistrati va avanti, accuse pesanti, appalti, corruzione e i PM parlano di ripetuti conflitti di interesse da parte del primo cittadino. Ripetuti conflitti di interesse riguardanti le figure più elevate dell'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Brugnaro e i suoi più elevati collaboratori. A dirlo sono i sostituti procuratori Terzo e Baccaglin nel fascicolo d'indagine della Guardia di Finanza sulla presunta corruzione a Venezia. In 7 anni dunque Brugnaro avrebbe messo in atto ripetuti conflitti di interesse, come spesso avevano denunciato molti membri dell'opposizione. I vertici dell'amministrazione, rileva ancora la Procura, appaiono scelti tra i più intimi dipendenti delle imprese private, gestite di fatto dal sindaco stesso pur dopo la costituzione del trust. Una scelta, continuano, pubblicamente rivendicata dallo stesso sindaco come strumento per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa, ma a patto rilevano che ciò avvenga in una condizione di reale distacco tra l'ambito operativo delle società private e quello dell'ente territoriale. E così per i PM non è stato. Continuano poi a emergere dettagli sui Pili e i palazzi. Sempre secondo i PM, infatti, la tentata vendita dell'area dei Pili non è stata una semplice trattativa, ma un lungo percorso non portato a conclusione. A detta della Procura, il progetto avrebbe portato nelle casse di Brugnaro 150 milioni dalla vendita dei terreni, sotto forma di denaro e di un palasport di 16.000 posti costruito dalla parte acquirente, che realizzava l'intervento e che sarebbe stato dato in dote alla società pallacanestro Reyer. Lo stop nella primavera 2018 non fu dovuto alla desistenza delle parti, ma alla scoperta da parte dell'imprenditore cinese e dei suoi collaboratori ora indagati che il terreno era inquinato. Fallita l'operazione, però, Brugnaro non si è arreso, dando il via a un nuovo progetto. Nel 2019 è stato così approvato il PUMS, il piano urbanistico, che prevedeva 2 centri di interscambio tra Venezia e la terraferma, uno dei quali ai Pili. Ma nella vicenda si innesta anche la vendita di Palazzo Donà e Papadopoli a 2 società del cinese, il secondo svalutato dalla Giunta dopo la presentazione dell'offerta. E qui arriva la tangente a Boraso, che propose la delibera per la vendita scontata di Palazzo Papadopoli dietro un pagamento di 60.000 euro per la consulenza, poi rivelatasi inesistente. L'avvocato del primo cittadino però spiega. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Quest'area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Intanto, mentre sempre da più parti si chiede al sindaco di riferire in consiglio comunale prima della pausa estiva e non a settembre come invece lui ha deciso di fare, nella sede di Fratelli d'Italia sono in corso 2 lunghi incontri per fare il punto della situazione. Servizio di Ilaria Marchiori, ieri sera a Focus, ospite anche l'ex consigliere regionale ed esponente di Sinistra Veneta Pietrangelo Pettenò. Sentiamo cosa ha detto. Avi che gli vengono contestati, comunque voglio dire, verrò in consiglio comunale il 9 settembre, cioè 60 giorni dopo, cioè è nell'aula, non pertanto perché devi in qualche maniera rispondere a quel consiglio dove tu sei il sindaco, non è che sei il sindaco della città, non sei un estraneo, e quindi già adesso appunto le prese di posizione di Forza Italia che dice deve venire prima, in corso
stasera alla riunione di Fratelli d'Italia, perché ovviamente gli stessi alleati non vorranno rimanere in attesa, come dice la Lega. Aspettiamo, dice la Lega, aspettiamo che dica, ho letto oggi il segretario Stefani che dice aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. No, la politica ha altre regole, piace o non piace, possono essere anche sbagliate, perché poi anche chi viene accusato viene anche assolto, come diceva Padrini. Perfino il sindaco, ricordava prima, il sindaco Orsoni nel 2014 si è dimesso per un finanziamento illecito dei partiti durante la campagna elettorale sullo scandalo Mose, dove non c'entrava per niente il comune. Si è dimesso, il Consiglio ha preso atto, quindi c'è stata la dimissione e sono arrivati i commissari. Poi nel 2017 è stato assolto di quell'accusa, per cui non è che alla fine così succede, ma la politica ha altre regole e in questa situazione, come lei diceva, può un sindaco essere ancora ritenuto legittimamente sindaco di una città quando ogni giorno verranno fuori cose nuove? E poi guardate che insomma adesso, al di là delle singole responsabilità del sindaco, questa vicenda dell'area di Pili e molte altre cose posso dire erano abbastanza note a tantissimi in città, insomma, no? E non solo in città. È vero che quando uno, diceva Padrini, sceglie di fare il sindaco poi si assume oneri e onori e quindi anche queste cose, però uno quando scende in politica e fa il sindaco di una città con quel conflitto di interessi che ha, prima o poi si aspetta che o dismette di tutto quegli interessi e quindi fa il sindaco della città scevro da ogni compromesso e interesse privato, oppure prima o poi rischia. Oppure prima o poi rischia, ha detto Pietrangelo Pettenò, e in effetti c'era chi aveva già parlato di possibili conflitti di interesse. Fin nel 2021 era stato Marco Gasparinetti. Che spiego è signorina qua. Trust, ad esempio, che sarebbe blind trust, vuol dire che conversiamo tutto praticamente, facciamo finta che non succeda niente, nemmeno so niente. Invece che guadagnare, quello che ho da guadagnare. Era il 18 ottobre 2021 quando il consigliere del gruppo di opposizione Terra e Acqua Marco Gasparinetti e altri membri denunciavano i presunti conflitti di interesse del sindaco Brugnaro attraverso un provocatorio gioco di carte ideato ad hoc. Il nostro contributo ironico a quel Consiglio straordinario che tutte le opposizioni hanno chiesto, non solo Domani ma anche Repubblica e la stampa locale si sono occupate nelle ultime settimane di alcuni casi specifici, e quella che avremo giovedì in Consiglio Comunale all'audizione del sindaco a tutto campo. Quando c'è stato nella consigliatura precedente un Consiglio straordinario dedicato ai Pili, il sindaco ha lasciato la coppa dell'aereo e se n'è andato offeso perché gli venivano fatte certe domande. Ecco, non credo questa volta potrà cavarsela così. Mestre e Venezia hanno bisogno di qualcuno che se ne occupi a tempo pieno. Ma da quel Consiglio Comunale straordinario emerse poco. In compenso la provocazione costò al consigliere Gasparinetti una citazione in giudizio che a maggio 2022 raccontava così ai nostri microfoni. Gli effetti collaterali, forse sgradevoli, di quel gioco di carte sono che una delle carte del mazzo, che come ricorderete era dall'A alla Z, si è sentita offesa e ha fatto notificare a me dai suoi avvocati una citazione in giudizio per la modica cifra di 150.000 euro che chiedono al sottoscritto. La lettera incriminata in particolare è una. E la lettera A corrisponde con l'operatore privato che si era visto affidare in quel momento molti servizi di linea, quindi trasporto pubblico ma gestito da un soggetto privato con affidamenti diretti senza bando di gara. E al malaffare a Venezia ha fatto riferimento il patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, durante la messa del Redentore, con parole che non erano nel testo dell'omelia. Sentiamo. Cosa facciamo per essere conosciuti? Cosa facciamo per esercitare il potere? Qual è la tentazione più grande di un uomo di governo, di potere? Nel corso dell'omelia per la messa solenne nella festa del Redentore, il patriarca di Venezia ha posto questa domanda ai presenti. La chiesa era gremita tra le autorità civili e militari, il prefetto Pellos, mentre per il comune solamente il delegato Reato. Questa parte dell'omelia però non era scritta nel testo ufficiale e Monsignor Francesco Moraglia l'ha inserita con tutta probabilità a braccio in quel momento. Difficile non pensare che si stesse riferendo alla bufera politica battutasi in città nei giorni scorsi, perché poi ha proseguito. La tentazione di essere i primi, la tentazione di comandare,
la tentazione che tutti parlino bene di noi, allora non fare il tuo dovere, perché se no scontenti qualcuno. Il nostro mondo ha bisogno di persone, di comunità che ragionano, parlano e hanno lo stile del Redentore. Il patriarca ha anche ricordato la visita di Papa Francesco a Venezia e a Trieste in occasione della conclusione della settimana sociale dei cattolici in Italia, dove ha parlato di quell'amore politico cui sono invitati i cittadini. Il Papa ci mette in guardia e tutto nasce dall'Eucaristia. Il cristiano è una persona eucaristica, se no non è cristiano. Tutto nasce di lì, ma poi diventa anche sociale. Ma dopo, una fede marginale o privata chiede di appassionare, di convertirsi e guardare al bene comune. E il Papa ha detto a Trieste: una fede che non si accontenta di curare gli effetti, ma cerca di affrontare le cause. E queste le parole del patriarca di Venezia Francesco Moraglia. In azione le Fiamme Gialle, non soltanto a Venezia ma anche a Treviso, con la scoperta di falsi appalti per 8 milioni di euro e la denuncia di 6 persone per somministrazione fraudolenta di manodopera. Siamo nel settore dell'arredamento e della grande distribuzione. Sentiamo Edi Kaliman. Una frode realizzata da 6 imprese, una cooperativa che aveva il ruolo di appaltare i lavoratori e 5 committenti a cui venivano somministrati gli operai con sede tra le province di Treviso, Padova e Venezia. È quanto emerso dall'indagine delle Fiamme Gialle di Treviso, che ha riguardato il settore dell'arredamento e della grande distribuzione, scoprendo falsi contratti d'appalto di servizi per 8 milioni di euro, utilizzati per mascherare esternalizzazioni illecite di maestranze dedite al rifornimento degli scaffali in supermercati e alle operazioni di carico-scarico e imballaggio di mobili presso rivenditori e produttori. I lavoratori oggetto dei contratti di appalto che abbiamo analizzato erano circa un centinaio, prevalentemente di nazionalità straniera. La cooperativa al centro delle indagini di fatto si comportava come un'agenzia di lavoro interinale, pur non essendo autorizzata a tale attività. 350.000 euro l'ammontare delle sanzioni irrogate alla cooperativa appaltatrice e ai 5 committenti. Operazione della Guardia di Finanza che rientra nell'ambito dei controlli nei posti di lavoro al fine di vigilare sull'effettiva legalità dei contratti e di tutela dei lavoratori. L'indagine si aggiunge ad analoghe attività investigative che hanno interessato il settore della logistica, dal mercato agroalimentare di Padova al settore grafico e all'ambito delle pulizie per alberghi e ristoranti. Abbiamo denunciato 6 persone per il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, una delle quali è stata anche denunciata per emissione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti. E con i registi Renato Capoglia e Tony Esposito andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo per altre notizie. Abbiamo parlato la settimana scorsa della raccolta firme di alcuni abitanti di Volta Barozzo contrari allo spostamento dell'ambulatorio medico, e qui sentiamo le ragioni dei medici di famiglia che hanno deciso comunque di trasferirsi. Vediamo. La rampa di scale è impegnativa, insomma. Ci sono ragioni precise che hanno portato i 3 medici di base con studio in via Piovese, nel quartiere di Volta Barozzo, a spostare gli ambulatori a 2 chilometri di distanza in via Bembo, facendo preoccupare molti pazienti che hanno avviato una raccolta firme per farli restare. A spiegarlo sono proprio loro, i medici, che parlano di una scelta difficile e maturata nel tempo. A malincuore ci dovremo trasferire però a 2 chilometri di distanza
in una zona che comunque è all'interno della zona carente, in una struttura, in dei locali che sono sicuramente più accessibili, dove non ci sono barriere architettoniche perché c'è l'ascensore, dove c'è un parcheggio, e vista la viabilità modificata in questa zona trovo che sia anche difficoltoso nei prossimi mesi parcheggiare. Lì invece appunto c'è un parcheggio, ci sono locali più ampi, c'è un ascensore. Neanche si chiude. Infissi vetusti che d'inverno lasciano le stanze al freddo, l'affitto che supera i 1.000 euro, le bollette elevate e poi le barriere architettoniche che rendono l'accesso difficile per i pazienti con invalidità. Il portone si apre solo per metà, quindi una carrozzina non entra. Il portone è vecchio, difficile quindi da aprire o bisognerebbe sistemarlo da capo. Dopodiché c'è il montascale che è rotto e non è stato riparato. Il montascale è di proprietà della farmacista. E quindi un disabile non può assolutamente avvicinarsi agli ambulatori, ci sono 2 rampe di scale da fare, e difficile anche per l'anziano con difficoltà deambulatorie a salire le scale, tant'è vero che noi in questi mesi abbiamo aumentato le visite a domicilio proprio per venire incontro alla gente che non riesce a fare le scale. Il dottore Giuseppe Guerrieri, le dottoresse Caterina Pittella e Maria Teresa Fecchio non vogliono certo creare un disagio ai loro 4.500 pazienti, anzi hanno cercato per molti mesi una struttura nel quartiere di Volta Barozzo, ma per uno studio medico servono requisiti precisi, ogni stanza deve avere un lavandino, una finestra e non ci devono essere barriere architettoniche. Per noi è stata una scelta sofferta, meditata nel tempo e ci ha portato a trovare questo ambulatorio, insomma, a norma, nuovo, senza barriera architettonica, che ci ha convinto a fare una scelta nell'interesse soprattutto dei nostri pazienti. C'è una bellissima canzone di Claudio Baglioni, I vecchi, dove racconta Baglioni vorrebbe accompagnarli al mare, trasformarli in bambini, ed è l'esperienza che in pratica hanno vissuto 60 anziani, alcuni anche disabili, che hanno trascorso una giornata sulla spiaggia grazie al centro servizi alla persona Domenico Sartori, Castelfranco Veneto. Vediamo. Però se posso dire che qua, insieme con voi, e insieme con tutta la compagnia mi sento rinato. Tornare per un giorno bambini, sentire la sabbia sotto i piedi e l'acqua sulla pelle, un'intera giornata trascorsa in spiaggia tra 2 passi sul bagnasciuga e un gelato sotto l'ombrellone. È l'opportunità che il centro servizi alla persona Domenico Sartori di Castelfranco ha offerto ai suoi ospiti in questo inizio estate. Tra giugno e luglio la casa di riposo castellana ha organizzato per i residenti diverse uscite a Jesolo che hanno permesso a una 60ina di anziani di trascorrere un'esperienza davvero fuori dall'ordinario, appoggiandosi ai confortevoli servizi del villaggio al mare Marzotto. Ho 93 anni, dovessi sentirmi da 93 anni non mi va. Allora stando insieme con la gente allegra, che è espansiva, molto espansiva da parlare, ti dà la soddisfazione, che 93 non te ne ricordi più. Dopo il successo dello scorso anno, il centro ha replicato anche in questa stagione, coinvolgendo ogni volta circa 15 ospiti. Grazie all'impegno del personale della struttura, dei familiari, i nonnini sono riusciti anche a rinfrescarsi in acqua e a fare il bagno, usufruendo delle speciali attrezzature messe a disposizione del villaggio Marzotto, anche per le persone non autosufficienti. Un vero e proprio regalo per tanti anziani che non rivedevano il mare da molti anni, alcuni da decenni. Abbiamo mangiato il gelato, ci siamo schizzati, abbiamo sentito l'acqua fresca. Mi sono divertito un sacco, con 3-4 donne a fianco. E poi, per finire, un bel white party sul prato, tra canti e balli, un momento che nessuno dimenticherà facilmente. Pensavo di no, perché sono vecchia,
Ma mi sono divertita, dai. È stata una giornata meravigliosa. Con loro farei mesi qua. Dal 28 agosto al 7 settembre la Mostra del Cinema di Venezia, ci racconta tutto Lorenzo Maier in diretta dal Lido. Allora, che mostra sarà, Lorenzo? Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sarà una grandissima mostra. Il direttore Alberto Barbera ha appena da qualche minuto ultimato la presentazione del programma, adesso è in corso la sessione con le domande. Comunque sarà una mostra davvero ricchissima, con 5 film italiani nel concorso principale. Tornano a Venezia tra gli altri 2 grandissimi registi come Gianni Amelio e Luca Guadagnino, e anche con star americane molto molto attese. La sorpresa di oggi è stato l'annuncio che saranno a Venezia George Clooney, Brad Pitt e niente meno che Angelina Jolie, Lady Gaga, ma davvero tantissimi ospiti che calcheranno il red carpet del Lido. 21 i film nel concorso principale, ma un programma davvero internazionale per i tantissimi paesi che partecipano sia al concorso principale che alle altre sezioni. Film che, come ha spiegato il direttore Barbera, hanno quest'anno, per quanto riguarda le pellicole selezionate, una indicazione molto importante riguardo la durata, perché sono film molto molto lunghi rispetto alla media, tantissimi superano le 2 ore, qualche serie addirittura arriva a 4 ore e mezza. Questo ovviamente è il picco, ma la durata media è piuttosto lunga. E poi quando verrà annunciato il calendario giornaliero che verrà definito nelle prossime settimane, anche per ovviamente permettere la presenza delle delegazioni, delle star, molti dei titoli più attesi saranno concentrati non solo per l'inaugurazione, per i primi giorni della mostra, ma anche nella seconda parte del festival, che come tu sai anche frequentando la mostra è il periodo in cui anche tra gli addetti ai lavori solitamente cala un po' l'attenzione mediatica. Invece quest'anno promette di essere una mostra che tiene un altissimo livello dall'inizio alla fine. Lorenzo, grazie molte, grazie. Quindi l'arrivo delle grandi star che saranno intervistate da Lorenzo Maier, che non ne perde una, soprattutto quando si tratta di splendide attrici. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. Stasera Focus alle 21:15 il nostro talk. Grazie molte a Tony Esposito e Renato Capoi in regia. Buona giornata.